Bentornate a Elsa Napoletane di nuovo qui per portarvi le principali novità del nostro club del cuore. Lasciate il vostro mi piace ed iscrivetevi al canale. Forza Napoli! Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è intervenuto al termine della partita persa 2-3 dagli azzurri contro il Real Madrid. Gara valida per il secondo turno del girone C di Champions League. Il proprietario si è fermato per rispondere ad alcune domande della TV Chiriguito, in zona mista. Tanti elogi da De Laurentiis ad Ancelotti. La prima parte dell'intervento si è soffermata in particolare sul momento del Real Madrid e su Carlo Ancelotti, attuale allenatore delle Merengues ed ex allenatore degli azzurri. Ecco cosa viene evidenziato. Il Real Madrid è molto forte, gioca molto bene. Mi è davvero piaciuta la partita. Anche Carlo Ancelotti è un amico. Non l'ho visto, non volevo influenzarlo prima della partita. Adesso festeggerà, va bene lasciarlo, quindi lo rivedrò a Madrid. Un ricordo di Ancelotti? Un grande gentiluomo. I tifosi vogliono vincere, se non vincono dovranno sempre criticare. Ma uno come Ancelotti non può essere criticato come uomo, come calciatore o come allenatore. È un grande. Un messaggio al telefono? Lasciamogli godersi la notte e domani mattina lo abbracceremo al telefono. Sono molto soddisfatto anche dei miei, che sono stati competitivi e molto buoni. Il Real Madrid ha una storia immensa, forse è quello con il miglior ranking al mondo. Poi l'attenzione si sposta su Victor Osimhen e sul possibile futuro dell'attaccante nigeriano. De Laurentiis, con una vera batosta, rivela che non ci sono problemi tra il centravanti e il club sul fronte dei rinnovi. Dichiarazioni che ovviamente sconvolgono i tifosi napoletani. Osimhen è sempre forte, un giocatore che fa squadra da solo. Non è in discussione. Verrà rinnovato? Nessun problema, mai un problema. A Napoli sono tutti sempre contenti. Il problema è che quando escono non trovano più la strada principale. Sono fiducioso dopo questo risultato? Molto. Ditemi napoletani? Qual è la vostra opinione? Siete d'accordo con lui? Oppure no? Voglio sapere la vostra opinione nei commenti, perché è molto importante per il nostro club. Lasciate il vostro mi piace e iscrivetevi al canale.